Signore Gesù, che il Venerdì Santo fosse del tutto singolare lo sappiamo fin da piccoli, ma questo di oggi è davvero insolito. Sì, Signore, così spoglio da rassomigliare al tuo di 2000 anni fa. Allora al tuo corpo esanime non furono concessi gli onori della folla che aveva preferito Barabba. Per te che ti eri attirato la maledizione non ci fu funerale né lutto, ma disprezzo e vergogna. I capi infatti ti sbeffeggiavano, i soldati ti schernivano, il malfattore cattivo ti insultava. Quest'anno, Signore, solo tante intimità, dolorosi silenzi e lacrime. Sì, Signore, lacrime. Ci sentiamo crocifissi con te e a metterci sul legno un nemico invisibile, il coronavirus. Ma prima che questo flagello si abbattesse su di noi, credevamo di poter disporre a piacimento delle nostre libertà personali, familiari, sociali, fingendo di non sapere che l'usare o l'abusare di quanto si possiede ci autocrocifigge e mette in croce tanti innocenti. Signore, quest'oggi tu piangi con noi. Ricordaci che forse è comodo e facile piangere sugli altri, ma piangere su se stessi è doloroso. Non vogliamo vederci per quello che in realtà siamo. Le tue lacrime fanno un tutt'uno con le nostre. Sta divenendo normalità il fatto che la libertà si tramuti in violenza. Aumentano qui da noi le aggressioni verbali e fisiche tra le mura di casa. Il disagio registrato in questi giorni di fermo sanitario sta evidenziando la fragilità di molte relazioni familiari, improntati da tempo al mordi e fuggi. Diventa sempre più difficile guardarci negli occhi, condividere gli spazi. Per molti la casa resta solo un parcheggio di breve durata. Eravamo e siamo come isole in piccoli mari. Molto e sempre attenti ai social, dai quali ormai dipendiamo e che orientano le nostre scelte, se non addirittura la nostra vita. E poi incapaci di accorgerci delle necessità dei più vicini o di ascoltare il proprio familiare, coniuge, figlio, genitore che sia, se non addirittura ci sentiamo infastiditi della sua presenza accanto a noi. Ci sentiamo crocifissi con te, Signore, in questo nostro territorio tormentato da vecchie e nuove criticità. Giustamente protestiamo per la noncuranza della nostra viabilità. Ci lamentiamo e non a torto per la qualità e il costo del servizio idrico, fognario, della depurazione delle acque, per lo smaltimento dei rifiuti. Ma solo ora ci accorgiamo dei tagli fatti alla sanità e l'emergere di quelle sacche di povertà nelle quali ingrassano le mafie e le loro consociate. In un territorio sguarnito di strutture aziendali, incapace di sfruttare le ricchezze che possiede, turismo e agricoltura, diventa sempre più profonda e sanguinante la piaga del lavoro nero, la piaga dell'illegalità. Questa poi non presenta mai conti ai più forti, ma ai più fragili, a chi non ha nulla, a chi non ha tutela e neppure voce. Signore, in questa notte santa e particolare, in cui tanti fratelli negli ospedali o nelle case sono inchiodati con te sulla croce dal virus o muoiono soli, senza neppure lo sguardo o la carezza di una persona amata, tu avesti quello di Maria tua madre. Non vogliamo dire che sei la nostra umile spiaggia, ultima spiaggia, né colui su cui proiettare le nostre paure, ma diciamo con convinzione che tu sei la nostra speranza, la nostra forza, anche nella paura e nella morte.
Concludendo questo messaggio alla città, faccio a tutti gli auguri di buona Pasqua. Non pensate gli inutili, proprio qua, vicino a colui che è morto e poi risorge, sono auguri veri, sono quegli auguri che ci fanno sperare, che ci fanno dire che la morte e il male non possono e non debbono vincere. E dicendoci buona Pasqua, ci aiutiamo tutti a credere che domani il sole spunterà. Buona Pasqua a tutti. Oggi niente titoli, ma copertina dedicata agli auguri dell'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, che in una cattedrale deserta per l'emergenza coronavirus ha lanciato il tradizionale messaggio del Venerdì Santo alla città. Ha invitato la comunità a riflettere sulle carenze strutturali che gravano sul territorio. Forti anche e soprattutto le immagini di Papa Francesco in una piazza San Pietro surreale, una via Crucis fatta più di simboli che di parole. Bergoglio infatti non ha tenuto un discorso come era consuetudine al Colosseo, ma al termine della 12ª stazione ha pregato in silenzio davanti al crocifisso. Il servizio di Eugenio Cairone. Un venerdì santo, quello di ieri, modificato nelle celebrazioni. Un cambio di programma dettato dall'emergenza sanitaria. Mai avremmo immaginato di vivere così la Settimana Santa. Il ricordo va al 2005, quando Papa Giovanni Paolo II, sofferente, per la prima volta rinunciò a presiedere la Via Crucis al Colosseo, seguendo il rito in televisione, come ha fatto ieri il mondo intero. L'unica differenza, la telecamera, che allora ha ripreso il pontefice di spalle per nascondere la sofferenza, e che ieri invece ha ripreso lo sguardo di Papa Francesco con il volto rivolto verso la piazza deserta, ma piena di significato per le meditazioni affidate proprio da Francesco ai detenuti e alla loro Via Crucis, che è anche quella dei familiari. Nella cattedrale di Agrigento il messaggio dell'arcivescovo Francesco Montenegro davanti al Cristo morto. Don Franco si è espresso alla sua maniera, quella a cui ha abituato gli agrigentini. Non ha bacchettato nessuno, ma ha parlato di problemi che ancora stringono Agrigento nella morsa. Montenegro ha parlato di disprezzo e di lodi. Lo ha fatto riferendosi alle forze dell'ordine e al personale sanitario. È strano che nella normalità della vita, ha detto l'arcivescovo di Agrigento, siamo capaci di disprezzarli, ma quando ci sono utili li acclamiamo eroi. Poi l'accenno ai problemi di cui soffre la città, a cominciare dalla viabilità. Ci sentiamo crocifissi con te, Signore, ha proseguito Don Franco, in questo nostro territorio tormentato da vecchie e nuove criticità. Ma solo ora ci accorgiamo dei tagli fatti alla sanità. In questa notte particolare in cui tanti fratelli sono inchiodati come te sulla croce del virus, diciamo che tu, Signore, sei la nostra speranza. Don Franco ha concluso il messaggio alla città di Agrigento dicendo che domani il sole sorgerà. Per adesso, come dicevamo ieri, bisognerà rispettare però le nuove disposizioni del governo per non complicare il ritorno alla normalità. Solo così possiamo dire buona Pasqua, con l'augurio di lasciarci alle spalle ansie e paure. La fine dell'incubo, insomma, dipende anche da noi. Buona Pasqua. Ed il governo Conte proroga le restrizioni fino al 3 maggio, lo ha annunciato ieri alla Nazione. Guardate. Appena predisposto un nuovo DPCM con cui proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio. Una decisione difficile, ma una decisione necessaria
di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. È una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico-scientifico, con le regioni, le province, i comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria. Il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma. I segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, stanno funzionando. Stiamo ricevendo anche importanti riconoscimenti. L'Ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che l'Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri paesi nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi sin qui compiuti. Se noi cedessimo adesso, rischieremmo, come ci è stato anche raccomandato dai nostri esperti, che tutti i risultati positivi sin qui conseguiti potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dovremmo ripartire da capo e potete immaginare anche con un aumento del numero dei decessi e delle vittime. Dobbiamo quindi continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione. Lo dobbiamo fare anche adesso che si avvicina la Pasqua, che siamo ormai prossimi alla Pasqua. Lo dobbiamo fare anche per i ponti del 25 aprile, la festa della liberazione, per il 1° maggio, il ponte del 1° maggio, la festa del lavoro. Siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà questo risultato, questo obiettivo, dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni che saranno di festa, dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali. La proroga che oggi disponiamo con questo nuovo DPCM che ho appena firmato vale anche per le attività produttive. Quindi abbiamo sempre messo e continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di ponderare tutti gli interessi in campo, teniamo anche conto della tenuta, ci sta molto a cuore anche la tenuta del nostro tessuto socio-economico, del nostro tessuto produttivo. La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime. Non siamo però ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime. Dobbiamo quindi attendere ancora. Quello che vi possiamo promettere, che vi posso promettere, è che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti e dei nostri scienziati, cercheremo ovviamente di provvedere di conseguenza. Ma per quanto riguarda le variazioni, c'è qualche piccola variazione in merito alle attività produttive. Dal 14 aprile, martedì 14 aprile, riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi, soprattutto quelli per neonati, per i bambini. Avevamo ricevuto tante richieste, avevamo tante difficoltà che ci erano state segnalate, quindi apriamo con grano salis, con ponderazione, queste attività. Apriamo anche qualche altra attività produttiva, in particolare la silvicoltura, sarebbe il taglio dei boschi, dobbiamo consentire che si alimentino e vengano forniti i combustibili solidi, la legna, e anche attività varie forestali.
Nuovi contagi da Covid-19 ad Agrigento, Canicattì e Ravanusa. Per l'ASP superano adesso 100 i casi in provincia e sul quindicenne migrante trasferito a Pozzallo da Porto Empedocle, risultato positivo al Covid-19, la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti e il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha firmato un'ordinanza con cui si vieta lo sbarco e il transito di qualsivoglia migrante. Su tutte le furie, il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella, perché 70 migranti sono stati portati al Villa Sicania. Il nostro direttore Arturo Cantello. Solo un contagio si è registrato ieri in provincia che ha interessato la nostra città. Agrigento, secondo il bollettino giornaliero inviato dall'ASP, che registra quotidianamente l'andamento del Covid-19, per cui i contagi in città sono saliti a 12, mentre in tarda serata di ieri si è appreso di un nuovo caso che riguarda il comune di Canicattì, per un complessivo di 6 persone infettate. Si tratta di un soggetto in ottime condizioni di salute postosi immediatamente in isolamento dopo aver avuto la certezza di essere in contatto con un altro soggetto risultato positivo, così quanto comunicato dal sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. Il sindaco ha raccontato che ho sentito l'interessato, l'ho assicurato che si trova in stato di isolamento domiciliare e che sta osservando le misure precauzionali del caso. È sempre in continuo aggiornamento i numeri dei contagiati. Un nuovo caso è appena stato segnalato dal comune di Ravanusa, come comunicatoci dal sindaco Carmelo D'Angelo, che afferma che trattasi di un nuovo altro focolaio. Salgono così a 3 i casi nel comune di Ravanusa. I dati forniti dall'assessorato regionale danno invece alla nostra provincia 116 contagiati, tra cui guariti e un deceduto e 0 ricoverati. Catania è sempre al primo posto con 570 persone contaminate, a seguire Messina con 356, in aumento di ben 9 casi, Palermo 297 più 2, Enna 281, Trapani 100, Caltanissetta 102 più 2, Siracusa registra invece un dato positivo di ben 10 casi, quindi Ragusa con 53 casi, 2 in più. I tamponi effettuati in Sicilia di cui si è avuto l'esito positivo sono stati 2.302 più 70, mentre attualmente sono contagiati 1.967 persone più 25, 187 sono i guariti più 35, 148 le persone morte più 10. Dei 1967 pazienti risultati positivi, 62 risultano essere ancora in terapia intensiva e ben 1337 in isolamento domiciliare e 630 ricoverati presso strutture ospedaliere. E sempre in emergenza Covid arriva la conferma della notizia del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che a seguito dei 70 circa migranti arrivati con la motonave che collega Lampedusa di chiusura del porto, l'ordinanza è sempre in tema di emergenza Covid-19, arriva la conferma della notizia del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che a seguito dei 70 immigrati arrivati con la motonave che collega Lampedusa di chiusura del porto. L'ordinanza è trasmessa già al Ministro degli Interni, alla Questura di Agrigento e al Presidente della Regione Siciliana. Pertanto, afferma Carmina, finché durerà l'emergenza sanitaria del coronavirus, il porto empedoclino non assicurerà i necessari requisiti di porto sicuro. Nel provvedimento scritto è vietato lo sbarco e il transito di qualsivoglia migrante, visto che c'è l'impossibilità di individuare la possibile insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmettibili con particolare riferimento al Covid-19. È merito anche al migrante egiziano di 15 anni proveniente da Lampedusa e transitato a Porto Empedocle, risultato positivo al coronavirus e successivamente trasferito a Pozzallo, ospite dell'hotspot. La Procura apre un fascicolo che mira a stabilire le responsabilità. Il giovane mostrava evidenti segni di malattia come febbre alta e una congiuntivite. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatumma, ha così presentato un doppio esposto, una alla Procura di Agrigento e una a quella di Ragusa, per verificare l'avvenuta responsabilità, portando quindi all'apertura di un fascicolo contro ignoti e rifiuto e omissione di atti d'ufficio per delitto colposo contro la salute pubblica. Intanto dalla Prefettura di Agrigento fanno sapere che sono stati allertati sia l'ufficiale sanitario di Porto Empedocle che le direzioni dell'ASP affinché siano individuate le persone di questa provincia che hanno avuto contatti con il migrante egiziano.
Queste persone saranno poste in isolamento fiduciario, saranno destinatarie di un servizio medico di sorveglianza attiva ed eventualmente sottoposti anche a tampone. E nel caso in cui dovesse esserne riscontrata la necessità, il sindaco di Pozzallo ha anche inviato la richiesta di un atto ispettivo all'assessorato alla salute della regione, chiedendo di sapere se il migrante egiziano sia stato visitato in modo approfondito prima della partenza da Porto Empedocle verso Pozzallo. E intanto ci arriva come ultima notizia dal sindaco di Siculiana, Giuseppe Lauricella, che mentre siamo impegnati a gestire una situazione difficilissima che chiama tutti noi al senso di responsabilità, dalla prefettura di Agrigento, senza alcun preavviso né dalla stessa né dal gestore della struttura né da altre autorità, ci è stato comunicato con una breve e poco dettagliata chiamata telefonica che presso la struttura di Villa Sicania sono stati alloggiati 70 migranti che saranno posti in quarantena preventiva e quindi impossibilitati ad uscire dalla struttura. Per il primo cittadino che esprime la sua forte preoccupazione per la difesa della salute pubblica, non sono escluse azioni legali a tutela della sicurezza e del diritto alla salute di tutta la comunità siculianese. Pasqua sicura anti-Covid, pugno duro delle forze dell'ordine, posti di blocco, aerei e droni per evitare le scampagnate. Lello Casesa. Pasqua e Pasquetta blindate per il coronavirus. L'Italia intera si prepara a trascorrere una Pasqua davvero insolita, nonostante le previsioni meteo alquanto positive e lusinghiere, nessuna gita fuori casa, niente picnic all'aperto e scampagnate schiticchiate tra amici e famiglie. L'emergenza Covid-19 è ancora un pericolo per la popolazione invitata a non uscire di casa e non frequentare strade, parchi e giardini pubblici che saranno presidiati anche ad Agrigento con numerosi posti di blocco. Previste pattuglie in tutte le direzioni e soprattutto verso il mare, le spiagge e le zone di campagna per fermare la fuga verso le seconde case. Un deciso incremento dei controlli su tutte le strade che da Agrigento alla sua provincia portano verso San Leone ed altre località maggiormente frequentate. L'obiettivo naturalmente è chiaro, cercare di arginare il diffondersi del contagio e non vanificare gli sforzi in queste ultime settimane. I blocchi saranno ovunque dove insistono aree naturalistiche attrezzate con tavolini e aree di soste al verde, in campo carabinieri, polizie e polizia locale, polizia provinciale, la guardia di finanza e capitaneria, un vero e proprio muro in divisa a sbarrare ogni accesso verso le strade. Le sanzioni amministrative per chi non si attiene alle disposizioni governative sono salatissime. Pasqua e Pasquetta possano trasformarsi in occasioni di incontri tra familiari ed amici. Non è possibile, non è cambiato nulla, ha affermato. Il rischio contagio è ancora alto. Stiamo predisponendo controlli massicci per evitare che la gente vada in campagna o nelle seconde case o che si spostino in spiaggia. Chi lo farà se ne assumerà la responsabilità, e non parlo soltanto della sanzione amministrativa che può arrivare anche fino a 3.000 euro, ma penso anche a denunce penali. Si ricorda infatti che in previsione delle 2 giornate festive di chiusura, domenica e lunedì, i negozi alimentari potranno prolungare l'orario di apertura di oggi, sabato 11 aprile, fino alle ore 23. Lo ha disposto il presidente della regione Nello Musumeci con una circolare a firma del capo della Protezione Civile regionale Calogero Foti. Rimane il divieto assoluto di aprire la domenica ed i festivi anche per gli alimentari ed anche per le consegne a domicilio, esclusi dal divieto solamente farmacie ed edicole. Ed a proposito di controlli, Apple e Google collaborano ad una tecnologia per il tracciamento dei contatti Covid-19. Carmelo Lentini. Gli sviluppatori di software stanno dando il proprio contributo creando strumenti tecnologici che possano servire a combattere il virus e salvare vite umane. In linea con questo spirito di collaborazione, Apple e Google hanno annunciato che lavoreranno insieme con l'obiettivo di rendere possibile l'utilizzo della tecnologia Bluetooth per aiutare governi e autorità sanitarie a contenere i contagi nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli utenti.
Poiché il contagio da Covid-19 può avvenire in caso di stretta prossimità con soggetti positivi, gli organi di sanità pubblica hanno stabilito che il tracciamento dei contatti, comunemente denominata contact tracing, può rappresentare una valida misura per contenere la diffusione del virus. Molte autorità sanitarie, università ed ONG in tutto il mondo hanno compiuto passi importanti nello sviluppo di tecnologia di contact tracing ad uso volontario. A sostegno dei loro sforzi, Apple e Google lanceranno una soluzione completa per includere interfacce di programmazione app e tecnologia a livello di sistema operativo per favorire l'attivazione del tracciamento dei contatti. Vista l'urgenza, il piano è di implementare questa soluzione in 2 fasi, garantendo sempre la massima protezione della privacy dell'utente. Nella prima fase, in maggio, le 2 aziende rilasceranno API per consentire l'interoperabilità tra i dispositivi Android e iOS attraverso i rispettivi App Store. Nella seconda fase, nei prossimi mesi, Apple e Google lavoreranno per rendere possibile una più ampia piattaforma di contact tracing basata su Bluetooth, integrando questa funzionalità nei sistemi operativi. Si tratta di una soluzione più solida rispetto ad un'API e consentirebbe a un maggior numero di persone di partecipare sempre su base volontaria. Permetterebbe inoltre l'interazione con un più ampio ecosistema di app e autorità sanitarie governative. Prossimamente verranno pubblicate informazioni più dettagliate su questa iniziativa in modo che tutti possano analizzarle apertamente. Oggi l'interrogatorio di convalida davanti il GIP di Agrigento Francesco Provenzano del fermo di Pietro Chiarenza, 64 anni, di Grotte, il presunto omicidio del fratello Roberto Chiarenza, 56enne, tabaccaio del paese. Secondo le prime ricostruzioni, Roberto Chiarenza sarebbe stato ucciso con una coltellata alla gola dal fratello, che avrebbe usato una lama già sequestrata dagli inquirenti. Il movente è ancora poco chiaro, ma tra i due, secondo le prime ricostruzioni, non correva buon sangue, sebbene abitassero di fatto nello stesso palazzo di via Orsini, teatro del delitto. A chiarire ogni aspetto sarà l'autopsia disposta dalla procura. Intanto continuano le indagini con l'interrogatorio di alcune persone informate sui fatti. Pare che vi siano anche alcuni video agli atti, video realizzati con un telefono cellulare, non si sa bene da chi, che potrebbero aver ripreso alcune fasi della lite fra i due fratelli. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco vi aspetto. Altri 10 laboratori d'analisi in Sicilia riservati solo ai tamponi Covid, adesso oltre 1000 prelievi al giorno. Il video intervento dell'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Non facciamoci illudere dall'ottimismo. Per carità, ci sono dati significativi, le misure di contenimento adottate dal governo della regione sembrano produrre anche i loro effetti, però non possiamo permetterci ottimismo e quindi non possiamo rimettere in discussione alcune regole che ci eravamo date. Una di queste, che a giudizio di tutti i tecnici della materia ha avuto un particolare effetto positivo, è stata quella di chiedere a chi è rientrato in Sicilia di osservare un periodo di quarantena obbligatoria. Al termine di questo periodo di quarantena obbligatoria noi abbiamo chiesto di attendere qualche altro giorno in più, perché vogliamo che su ognuno di questi soggetti venga effettuato un controllo sanitario o con il tampone o con uno degli altri 11 sistemi di controllo che sono stati da pochissimi giorni liberati dal Ministero della Salute. Vedete, è uno sforzo organizzativo enorme e io sento di dovermi scusare con quei cittadini che stanno attendendo qualche giorno in più, ma vorrei che fosse chiaro a tutti che è uno sforzo necessario. Abbiamo di questi cittadini già acquisito circa 6.000 tamponi. Di questi 6.000 tamponi ne sono stati elaborati oltre 4.000, tra questi 4.000 abbiamo rinvenuto 39 cittadini positivi. Vedete perché è importante in questa fase chiedere pazienza e mi scuso anzitutto con i diretti interessati. Perché noi dobbiamo evitare che un soggetto che magari sta benissimo, che si sente a casa confortato da uno stato di salute assolutamente e apparentemente perfetto,
magari possa essere un soggetto che in quel momento è positivo ma del tutto asintomatico. Asintomatico vuol dire che non presenta sintomi, che è come me, come voi, come chi in questo momento si trova davanti al video. Qual è la pericolosità di questo virus? Che un soggetto asintomatico, reinserito assolutamente in maniera precoce nel contesto sociale, possa contagiare altre persone. Noi questo non dobbiamo e non possiamo permettercelo, ed è la ragione per la quale ieri, insieme al Dipartimento delle Attività Sanitarie, abbiamo destinato una linea aggiuntiva di 10 laboratori, che finalmente anche quelli nel privato hanno ottenuto la possibilità di processare tamponi, di avere reagenti, che ci consentirà di ogni giorno mettere assieme 1200 tamponi, che non saranno quelli destinati ai soggetti che vengono trattati negli ospedali, che presentano sintomi, che sono legati ai cosiddetti casi già accertati positivi. È una linea a parte, ma è una linea a parte indispensabile. Cosa comporterà questa misura? Comporterà purtroppo che alcuni cittadini, un numero significativo, perché abbiamo adottato questa misura su centinaia e centinaia di persone, dovranno attendere qualche giorno in più prima di poter lasciare la loro abitazione. Noi chiediamo questo sacrificio, è un sacrificio, ma lo chiediamo nell'interesse di tutti, perché mettere in campo misure diverse da quelle che ha adottato la Sicilia significa esporre i nostri concittadini a una quota aggiuntiva di pericolo alla quale noi vogliamo invece del tutto sottrarli. Ecco perché da oggi si riprende in maniera ancora più forte, lo abbiamo chiesto a tutte le aziende sanitarie provinciali, con l'obiettivo di destinare i tamponi dei soggetti che completano la quarantena a una linea diversa di laboratori. Tra questi quello che sta facendo il lavoro più importante, e li voglio ringraziare, è l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, che ogni giorno riesce a mettere in campo da 3 a 400 tamponi. Accanto a questi in ogni provincia c'è la rete dei laboratori privati che si è messa in attivo rispondendo all'avviso pubblico che ha fatto la nostra regione, e siamo stati la prima regione ad averlo fatto. Io sono convinto che da qui a subito dopo Pasqua riusciremo ad assicurare il tampone e il test a tutti i cittadini che sono rientrati. Nelle ultime 2 settimane, come sapete, un po' in tutte le regioni del sud e in Sicilia continua a esserci un costante aumento dei casi identificati. È lento, per fortuna, il che significa che le misure di contenimento stanno funzionando, perché questo era uno degli obiettivi principali, e ci consente di gestire sia i casi che gli eventuali accessi e ricoveri ospedalieri. Uno degli elementi di novità di questi ultimi giorni e settimane è proprio l'applicazione dell'ordinanza del Presidente della Regione, che prevede ha previsto e prevede ancora l'obbligatorietà di effettuare i tamponi a tutti coloro che sono rientrati in Sicilia a far data 14 marzo. Quindi alla fine del loro periodo di quarantena obbligatorio, dei loro 14 giorni, le varie ASP della Regione, in particolar modo quella di Trapani, hanno fatto e continuano a effettuare tamponi di fine quarantena. Sta emergendo all'interno di questa, target di popolazione asintomatica dei soggetti positivi. Il coronavirus anche nei soggetti che stanno benissimo, che non hanno alcun sintomo, che sono giovani e forti, comunque è in grado di rimanere nel loro organismo, e quindi questi ultimi sono in grado di determinare un contagio. Identificare questi soggetti con questo tipo di strategia sta diventando vincente, sia perché non c'è mai stata la possibilità di fare tamponi a tappeto su tutta la popolazione, sia perché questo tipo di tamponi, fatto a questi soggetti in uscita, ci consente di evitare che questi ultimi possano essere rimessi, nel loro ambiente domestico o meno, e quindi determinare la possibilità di contagiare i loro cari. Questo significa che non dobbiamo per nulla abbassare la guardia. Significa che dobbiamo continuare sulla stessa strada, e che i prossimi giorni sono anche altrettanto importanti, perché dobbiamo continuare a tenere alte le misure di contenimento e quindi di isolamento,
Anche se fuori cominciamo ad notare delle bellissime giornate, non dobbiamo essere presi alla voglia di uscire piuttosto che di andare nelle seconde case, piuttosto che immaginare di fare le festività tutti insieme. Sarebbe un disastro e renderebbe vano tutto quello che in queste settimane, in questo mese abbiamo fatto come popolazione. Non è detto che questo virus si fermi e non possa tornare più. Come tutti i virus respiratori, tendenzialmente con l'estate, con la bella stagione, potrebbe farlo, ma potrebbe anche non farlo, dovrebbe, come dire, limitarsi nella sua capacità di contagiare, dovrebbe forse dissolversi, ma non abbiamo ancora la certezza di tutto questo. Nel frattempo noi dobbiamo immaginare per il nostro futuro, per i prossimi mesi, anche una sorta di fase 2, così come viene chiamata, una sorta di convivenza, attraverso un vero e proprio cambiamento delle nostre abitudini. Non sapremo per quanto tempo. Ci auguriamo che poi il vaccino possa spazzarlo via, ci auguriamo che dei farmaci possano, come dire, bloccarne la sua aggressività, ma nel frattempo le misure della distanza, l'utilizzo corretto delle mascherine, il lavaggio delle mani, non escludo che diventino degli elementi comportamentali, delle nuove abitudini a cui dobbiamo davvero fare seguito di qui ai prossimi mesi. In queste settimane è venuta fuori davvero la nostra natura, il nostro essere italiano, ognuno quasi le regole impartite le personalizza. Sì, ognuno a volte tende a far da sé e a utilizzare per esempio anche in maniera curiosa le mascherine piuttosto che i guanti. Gli invisibili che operano al centro operativo comunale di Agrigento augurano buona Pasqua ed esortano tutti i cittadini a restare a casa. Da circa un mese e mezzo questo gruppo ha risposto a migliaia di chiamate per le registrazioni in quarantena, da chi soffre la fame a casa, da chi chiede informazioni diverse sull'emergenza, a chi non ce la fa più. Da questi uffici sono partite le determinazioni, le ordinanze sindacali, la programmazione della sanificazione cittadina, l'organizzazione del carrello sospeso e tanto altro. A loro va il mio ringraziamento per la determinazione, la serietà, l'impegno encomiabile che hanno espresso. Lo ha scritto in una nota il dirigente del settore protezione civile del Comune di Agrigento, Francesco Vitellaro. Il Lions Club Agrigento Host, presieduto da Emanuele Farrugia, ha donato un carico di generi alimentari e prodotti di prima necessità alle ragazze madri segnalate dal CAV, il centro di aiuto alla vita che opera nella parrocchia d'Unguanella. Il carico è stato distribuito a casa delle persone. Inoltre, in accordo con la dirigenza dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il Lions Club di Agrigento Host ha commissariato l'acquisto di 14 broncoscopi monouso e di un monitor a cui collegare strumenti di terapia intensiva. Lo stesso Emanuele Farrugia commenta: non si può rimanere indifferenti o insensibili alle richieste di aiuto che provengono dal territorio, e così il Lions, che ho l'onore di guidare e rappresentare, ha deciso di mobilitarsi per mettersi al servizio della nostra comunità in questa fase delicata e drammatica legata alla pandemia. Il Rotaract Club di Agrigento, presieduto da Giorgia Contino, ha offerto il proprio contributo alla cittadinanza con l'acquisto di generi di prima necessità destinati alle famiglie più disagiate. Adesso, in occasione delle feste pasquali, ha donato 300 uova di cioccolata alle parrocchie di Villaseta, Monserrato e del centro storico, Cattedrale, Santa Maria dei Greci, Badiola e Madonna degli Angeli. La stessa presidente Giorgia Contino commenta: abbiamo sentito il desiderio di poter regalare delle uova pasquali a quei bambini i cui genitori non avrebbero avuto la disponibilità economica per garantire loro il piacere festoso dell'uovo di cioccolato con la sorpresa. Gli studenti della quinta C del liceo scientifico Leonardo di Agrigento hanno creato un video messaggio. Guardate. In queste settimane siamo stati chiamati a modificare le nostre abitudini quotidiane a causa di un'emergenza che sta colpendo il mondo intero. Ci è stato chiesto di limitare le nostre libertà fondamentali per contenere il contagio del coronavirus. Ovviamente queste misure influenzeranno anche la celebrazione della Santa Pasqua. Noi studenti di Leonardo abbiamo sempre vissuto con allegria e partecipazione festività natalizie e pasquali che ci hanno fatto sentire ancora di più una famiglia, oltre che una scuola. Quest'anno purtroppo non sarà possibile festeggiare insieme questa ricorrenza. Ma non dobbiamo rattristarci, perché ancora di più nella lontananza possiamo essere vicini col cuore. È proprio a causa di queste restrizioni che noi giovani in primo piano stiamo notando
quanto siamo soliti normalmente a sottovalutare e a considerare scontate le gioie più grandi della vita, come l'amicizia e la fratellanza. E la festività della Pasqua, più di tutte, ci chiama a riflettere su questi valori. Altra parola chiave di questa ricorrenza sarà la speranza. La speranza che questa emergenza possa finire al più presto. Per poterci finalmente riabbracciare. Tanti auguri di buona Pasqua dalla Quinta C. A Messina 2 balene si avvicinano alla terra, c'è il servizio. Mentre il mondo è quasi fermo a causa del Covid-19, la natura pare riguadagnare i suoi spazi. Non solo animali selvatici sulla terraferma si avvicinano alla città da settimane poco frequentate, ma anche le balene hanno avuto modo di avvicinarsi alla costa, data l'assenza delle imbarcazioni e del traffico marittimo. L'avvistamento di 2 cetacei è stato immortalato sullo stretto di Messina da un video realizzato dai Vigili del Fuoco. Quelle documentate dal nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco sono certamente immagini suggestive di un fenomeno non rarissimo, ma che sta diventando più frequente in questo periodo di quarantena. Anche negli anni passati sono state avvistate balene e orche nella zona. Un fenomeno simile è avvenuto anche vicino a Marsiglia, nel sud della Francia, dove alcune balene sono state filmate mentre nuotavano nelle acque di un parco nazionale. Anche i tonni riconquistano i propri spazi, come è accaduto in Sardegna, dove numerosi esemplari sono stati nuotati vicino alla riva. Le strade vuote e le città avvolte in un silenzio surreale richiamano animali selvatici, dalle oche ai cervi fino ai cinghiali in giro anche sulle strade urbane e nelle coltivazioni. Gli agricoltori sono preoccupati per le loro coltivazioni che rischiano di essere compromesse dopo invasioni continue e ripetute praticamente ogni giorno. Situazioni queste che dovrebbero far riflettere su un futuro caratterizzato da un equilibrio tra uomo e mondo naturale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e auguri di buona Pasqua. Prima della sigla c'è un video che abbiamo selezionato per voi. Vi ricordiamo che ci fermiamo per il lunedì di Pasquetta, oltre che domani domenica di Pasqua, e quindi a martedì. Un amico mi ha mandato una poesia meravigliosa. Dice: Fabrizio, sta poesia di Trilussa la devi leggere tu. Si intitola Io e Dio. Però non è di Trilussa, mi sono informato, è di Piero Infante. Ma è una meraviglia, ve la leggo volentieri. Vi voglio raccontare una storia strana che mi è successa proprio l'altra settimana. Camminavo per Vierone davanti alla chiesa del paese, quando una strana voglia d'entrare mi prese. Sia chiaro, non sono mai stato un cristiano praticante. Se c'era un matrimonio, se vediamo dopo al ristorante. Ma mi sono sentito come se qualcuno mi dicesse: dai, entra, non c'è nessuno. Un misto di voglia e di paura m'ha preso, ma una volta dentro restai sorpreso. La chiesa era vuota, non c'era nessuno. La voce che ho sentito era la mia, non quella di qualcuno. C'erano 4 panche e un vecchio crocifisso del nostro Signore. Guardate se a chiamarmi sia stato proprio il creatore. Mi gonfiai il petto e da sbruffone gridai: so passato per un saluto. Quando una voce mi risponde: mo sei entrato, non farò scemo e mettiti seduto. Pensai: mo me giro e vado via. Quando qualcuno mi rispose: non te ne andare, resta, fammi compagnia. No, fammi un'altra volta, mia moglie chissà la sente, è tardi, sarà già tutto apparecchiato. Avvicinati, non farò scemo, tanto lo so che non sei più sposato. Mi sentivo troppo strano. Io che non avevo mai pregato, mi sentivo pregare al Signore del creato. Signore, datemi una prova, devo da credere che siete veramente il Dio che tutto vede. A voi una prova, questo non te basta. Tu sei mio figlio e io sono chiodato per bene che te voglio. Mi viene da piangere. Mi sento di scusarmi. Signore, vi prego, perdonate le mie mancanze. A saperlo che c'eravate per davvero, venivo più spesso e magari vi accendevo qualche cero. Ma che te pensi? Che io sto solo qui dentro? Io sono sempre stato con te, nella gioia e nel tormento. Ti ricordi quando eri bambino e per te io ero Gesù bambino? Prima di coricatte la sera, mi dedicavi sempre una preghiera. Era semplice, quella che può fare il cuore di un bambino. Ma a me mi facevi piagne e con le lacrime ti bagnavo il cuscino. Poi anni di silenzio, ti sei indurito il cuore, proprio verso di me che t'ho dato tanto amore. Ti gridavo: figlio, sto qua, alza l'occhi, guarda tuo papà. Ma niente, te guardavi per terra e ti ostinavi a farmi la guerra. Poi
quando tuo padre stava male e te già pensavi al funerale, sul letto di morte nelle ultime ore, t'è scappata una preghiera. Te lo affido al cuore del Creatore. Ecco perché t'ho chiamato, per dirte che mi sei mancato. Ho cominciato a piangere dalla gioia e dal dolore, ho scoperto di essere amato dal Signore. Questa è una storiella che non c'è niente da insegnare, solo che in cielo c'è un Dio che piagne, si lo chiami papà.